Dottoressa Tessone, ecco un interessante incontro oggi per delle testimonianze, una testimonianza forte, un'iniziativa organizzata dal vostro libero consorzio ma anche dal Gallo. Ecco, questo confronto con i ragazzi quanto è importante? Ma io credo che questi incontri e questi messaggi siano di fondamentale importanza nella misura in cui l'obiettivo è quello di prevenire situazioni di drammaticità che poi evolvono in quello che vediamo purtroppo quasi quotidianamente, e la nostra collettività, la nostra comunità in questi giorni è stata veramente toccata da episodi di grande violenza. Quindi il processo educativo chiaramente va inserito nel contesto scolastico ed è importante dare dei messaggi che da un lato si rivolgono ai ragazzi e li spingono al rispetto dell'altra persona e dall'altro lato si rivolgono alle ragazze per individuare il soggetto che può diventare pericoloso, che non è quel soggetto che le vuole loro bene, e bisogna cercare di dare gli strumenti anche educativi per potersi difendere. Io credo che oggi le ragazze più che in passato hanno tutto il pieno diritto, la consapevolezza di volersi determinare, di volersi autodeterminare, di voler scegliere, di poter dire di no e di poter dare il giusto, le giuste scelte che ritengono appropriate ed opportune per se stesse. E quindi i processi di sradicamento vanno fatti proprio all'interno della scuola. Signora, oggi un incontro con i ragazzi del Gallo di Agrigento, ecco, un incontro importante che lei darà la sua testimonianza, pronta anche a rispondere alle domande degli alunni. Ecco, quale messaggio forte lei lancia ai ragazzi? Il mio messaggio è quello di puntare su di loro, perché loro sono il nostro futuro. A me non piace dire educarli al sentimento, all'amore, no, perché fare in modo che loro possano costruire un futuro più amorevole, privo di violenza. Ecco, magari dopo alcuni anni come ricorda quell'esperienza? Quell'esperienza ha fatto di me una donna ancora più forte e appunto io subito dall'anno successivo ho iniziato a portare la mia testimonianza in favore delle altre donne, in favore dei giovani, affinché non commettano in modo gli stessi errori che ho commesso io, iniziando dalla loro età. Purtroppo la piaga del femminicidio continua sempre ad aumentare, abbiamo visto anche quello che è successo con la Cecchettin, e quindi facciamo anche un appello non solo alle donne ma anche agli uomini. Ma l'appello deve arrivare principalmente a loro, perché purtroppo sono loro la mano assassina oppure la mano violenta. Fare in modo che anche loro, i maschi, se riconoscono in loro stesse qualche istinto violento, è bene che si rivolgano anche a associazioni, perché oggi in Italia ci sono anche associazioni per uomini maltrattanti. Se loro si accorgono che il loro istinto possa essere violento, farsi aiutare, perché sarà bene per loro anche non coprire, insomma, esatto, aiutare, cercare di non vergognarsi, ecco, la prima perfetto. cosa, perché quella poi diventa come una malattia. Allora se uno è malato si deve curare, giusto? È la stessa cosa per la violenza. L'Istituto Gallo oggi organizza insieme al Libero Consorzio Agrigento un incontro con Filomena Lamberti, una signora che ha avuto parecchio problematiche e che in merito al femminicidio, tutte queste vicende, si incontrerà ai ragazzi del Gallo oggi ad Agrigento. Ecco, sarà un momento anche interessante perché i ragazzi potranno anche porre delle domande e confrontarsi su una tematica purtroppo sempre attuale.
Sì, ecco, in realtà il nostro istituto, che è sempre aperto al territorio, è vicino alle problematiche che diciamo in quest'ultimo periodo si verificano con grande frequenza, soprattutto nei confronti delle donne e nei confronti insomma di quelli che sono ormai i rapporti di cui i ragazzi sono protagonisti. È un istituto che ha questo grande privilegio oggi di accogliere questa donna che darà questa testimonianza forte, questa donna che nel 2012 per la prima volta è stata vittima del marito che non accettava la separazione e che l'ha sfregiata. È sicuramente una testimonianza forte, i nostri ragazzi si confronteranno con qualcosa di reale e non soltanto vedendolo in TV o sentendone parlare. Certo. E questo è importante perché noi docenti abbiamo un ruolo fondamentale, che è quello di creare davvero la consapevolezza nei nostri studenti che loro non devono essere parte del problema, ma devono essere una soluzione. Per cui ritengo che l'Istituto Gallo, anche nell'ottica insomma dell'apertura, della vicinanza al territorio e ai nostri ragazzi, oggi davvero abbia raggiunto un grande risultato. Ringraziamo la dottoressa Testone che ha voluto fortemente questo incontro e speriamo che sia una giornata veramente formativa e che lasci un segno importante nei nostri ragazzi.